è il raduno della pace, visto considerato che siamo reduci da queste tristi notizie di quello che sta accadendo in Teheran con i bombardamenti e viceversa con la risposta su Israele, ma anche l'Ucraina e i 60 conflitti del mondo che abbiamo, quindi il messaggio di pace parte direttamente da Conegliano. È pace la parola che risuona di più allo sfilamento delle penne nere, l'appello della città del Cima che ha vissuto 3 giorni indimenticabili. Il padrone di casa è ancora emozionato. I brividi per una città che ha riconosciuto il valore degli alpini, ha voluto festeggiarla tutti assieme in maniera educata, seria, civile come ci aspettavamo, per cui nessun incidente in 2 giorni nonostante ci siano state, compreso oggi, quasi 100.000 persone. Diciamo che abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci aspettavamo. Uno sguardo alla pace e uno al futuro, ai giovani. Il numero 1 dell'ANA non molla la sua battaglia per il servizio civile obbligatorio, non vuole chiamarlo mininaia. Gli alpini stanno facendo la loro parte con i campi scuola, ma da Roma serve di più, serve che la politica decida. Deve diventare qualcosa di più, deve diventare qualcosa che coinvolga tutti i giovani e che gli faccia fare un periodo tutti, non dico che deve essere un periodo strettamente tipo la naia di una volta, ma un periodo in cui tutti i giovani devono saper stare insieme, saper guardare l'altro, saper fare quello che noi diciamo mettere il noi prima dell'io. Questo è fondamentale ed è un bene sia per i giovani, sia per la nostra realtà, sia per il nostro Stato, sia per la nostra amata Italia. Devono capire meglio il senso di identità, di appartenenza, che non vuol dire escludere gli altri, ma vuol dire capire intanto chi sei, capire i tuoi valori, capire le tue responsabilità. Uno che non conosce le proprie radici è veramente qualcosa che non può andare bene e purtroppo la scuola di oggi, lo devo dire con forza, non dà questo tipo di insegnamento. Io ho 8 nipoti e lo vedo, non dà questo insegnamento, non dà le radici, non fa capire chi siamo. E Zaia rilancia con una proposta. Ma io direi che potremmo tranquillamente dire che i ragazzi intercettati col tema degli alpini potrebbero essere assolutamente formati per quello che è l'emergenza di protezione civile, visto e considerato che quando chiamiamo gli alpini ci sono sempre. Avere un pelotoncino di pace che è presente in alluvioni, terremoti, incidenti stradali, piuttosto che per colonne mobili che vanno in Italia o all'estero, questo potrebbe essere il grande obiettivo.